Il ginepraio della sanità calabrese è un quadro desolante, quello emerso in commissione al Senato nel corso dell'audizione del presidente della regione Mario Oliverio. Il governatore in apertura di seduta ha illustrato i risultati ottenuti dal commissariamento. Un incremento della spesa per mobilità passiva da circa 200 milioni di euro del 2010 a 301, adesso con precisione milioni di euro, nel 2017, 31 dicembre 2017. Il 20% dei ricoveri dei calabresi è fuori dalla Calabria. Il più grande ospedale della Calabria è fuori dalla Calabria. Il fuoco incrociato della Commissione su una regione che sul fronte del diritto alla salute ha fatto notevoli passi indietro. Il senatore Siclari, da medico prima che da politico, rileva come negli anni nulla sia cambiato. Non esiste una struttura che si occupa delle urgenze neonatali. Io da 21 anni che vivo a Roma, ho studiato medicina, sono un medico, non faccio altro che trasferire bambini dalla Calabria a Roma. Sono i casi eclatanti a fare rumore. Chi ha bisogno di curarsi arrivi in un ospedale, in questo caso come quello di Cetraro, poi successivamente trasferito a quello di Cosenza, senza che però questo permetta di salvarlo perché è deceduto nel tragitto. Infine è lo stesso presidente Sileri a soffermarsi sulle responsabilità, citando quanto accaduto a Praia Mare. Se tu hai uno che pulisce le seppie in un pronto soccorso e licenzi il medico, giusto o sbagliato che sia licenziarlo, probabilmente lì andrebbe licenziato il direttore generale. Allora la mia domanda è questa: se la Regione non controlla quelli che sono i capi dei vari ospedali e laddove sbagliano non li rimuove, questo non aiuta ad aver fiducia nel sistema. Il governatore incassa e chiude con una domanda che è una forte denuncia. Io sono 4 anni che sono presidente della Regione, la Regione è commissariata da 8. Perché? Malgrado le sollecitazioni, le interrogazioni parlamentari di parlamentari di maggioranza e di opposizione, malgrado il Consiglio regionale, perché non si è mai riusciti ad avere ascolto su questo punto, in questi 4 anni? Me lo chiedo e naturalmente chiedendolo rifletto con amarezza che evidentemente ci sono poteri che sono più forti dei poteri democratici ed istituzionali.